say congratulations to Italy, and you are welcome to make your intervention on behalf of the State Party. Welcome. Luca Zaia, ce l'abbiamo fatta finalmente, è stato un grosso successo. Cosa si sente di dire ai cittadini del nostro territorio? Guardi, lo dice a chi ha fatto partire questa iniziativa 10 anni fa, l'ha accompagnata, l'ha salvata, l'ha raccolta, l'ha rivitalizzata in questi 10 anni, e questo io lo dedicherei agli eccezionali agricoltori e ai cittadini del territorio di questi 15 comuni che oggi sono patrimonio dell'umanità, che non ci siano dubbi. Tanto per dire, patrimonio dell'umanità significa che noi siamo nel Gotha, nel club, assieme alla grande muraglia cinese, alle cascate di Iguazú, al Kilimangiaro, insomma al Taj Mahal, cioè tutti i più grandi monumenti, e a Babilonia, e quindi il Prosecco patrimonio dell'umanità. Fa tremare i polsi saperlo, però lo voglio dedicare a tutti coloro che non hanno visto la fortuna, non hanno visto il successo di queste aree, non hanno fatto i soldi, sono morti e non ci sono più, e sono coloro che invece sono quelli veri artefici che hanno strappato dai rovi queste colline, hanno dato questo paesaggio che è plasmato perché è un'opera d'arte, e l'UNESCO ce l'ha vincolato come patrimonio dell'umanità. Quindi il mio pensiero va a loro, ai tanti che oggi non ci sono più e che ignari magari di quello che sarebbe stato questa opera d'arte, oggi non ci sono, ma idealmente sono qui tutti con noi. Ma io lo chiamo Golden Year, no? 2019, e prima la vittoria alle Olimpiadi, adesso il Prosecco, 10 anni di dossier che sono una pena, ma del resto i tempi sono questi per un dossier importante come quello del patrimonio dell'umanità. E poi ovviamente l'autonomia, cioè questo è l'altro obiettivo che abbiamo per questo 2019. Andiamo avanti, è una grande responsabilità questo patrimonio dell'umanità, lo dico ai cittadini, lo dico a tutti. Il vigneto del futuro è un vigneto senza chimica, io l'ho detto in tempi non sospetti, quando ancora non esistevano i comitati, basterebbe leggere. Avere oggi patrimonio dell'umanità significa avere una responsabilità in più, però significa anche avere il mondo intero che ti guarda, il mondo intero che ti osserva, che vuole indicazioni, ma il mondo intero anche che ti visiterà. Quindi prepariamo tutti, lo dico a chi ha magari una stanza che non utilizza in casa nelle colline del Prosecco, a chi ha magari qualcosa di vecchio da restaurare. Insomma, c'è tutta un'economia che può permettersi di fare un albergo diffuso. Penso nella mia storia di averlo dimostrato, Refronto, lo possiamo dire, l'ho fatto in maniera assolutamente visibile, legale, trasparente. Si può fare turismo anche nei nostri territori, magari l'avessi avuto io quella struttura in un contesto come questo di patrimonio dell'umanità. Erano altri anni, però si lavorava ancora, anche allora. Ministro Centinaio, oggi lei qui ha lottato e ha vinto insieme al Veneto, questo vuol dire che far squadra si può. Sì, ed è bello far squadra, è bello avere un risultato e soprattutto poi portarlo a casa questo risultato, insieme al Presidente Zaia, insieme al Sottosegretario Picchi, al Sottosegretario Borgonzoni, a tutta la struttura. Il Veneto, insieme a tutto il resto d'Italia, oggi festeggia per un grandissimo risultato. Il Prosecco, le colline del Prosecco in questo momento sono diventate patrimonio dell'umanità, e quindi il lavoro che dovremo fare nei prossimi anni e nei prossimi mesi sarà quello di valorizzarlo sempre di più, perché sta diventando sempre di più un'eccellenza nazionale e a questo punto mondiale. Presidente Nardi, oggi si è realizzato un sogno, un grandissimo sogno. È una grande soddisfazione, siamo veramente felici. Le colline del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Non l'avremmo certamente immaginato qualche anno fa, è stato un grande lavoro di squadra del Presidente Zaia in primis, ma del governo, di tutti coloro i quali hanno contribuito, e vi assicuro che sono centinaia e centinaia di persone che hanno lavorato. Quindi un grazie a tutti. È un riconoscimento per il grande lavoro che migliaia e migliaia di persone si sono spaccate la schiena a veramente disegnare e a plasmare queste colline. Siamo orgogliosi di questo grande risultato. Ovviamente in un momento di gioia che vogliamo, come dire, condividere con tutti, il mio ricordo in questo momento va a quei giovani che recentemente purtroppo ci hanno lasciato lavorando le nostre colline. Penso ad Andrea, a Massimo, a Enrico, ma a tante altre persone che ovviamente hanno pagato un scotto importantissimo.
penso alle loro famiglie, ma guardiamo ovviamente avanti con la logica di costruire sempre meglio e proteggere sempre meglio questo territorio per darlo alle generazioni future e soprattutto per creare sempre più una sinergia tra ambiente, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale.